Va ora in onda 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento settimanale di costume e informazione. Ogni sabato mattina su Veneto Globe e RC Radio. Cari amici ascoltatori, 30 minuti con Bruno Zanette è qui con voi, come ogni sabato naturalmente, e oggi ho voluto portare in studio un ospite, penso graditissimo da tutti voi, ma che mi onora di fare questa trasmissione con lui, Armando Zanotto, il maestro Ciao. Come Zanotto. Ciao. Bene? Noi ci divertiamo con le ricette durante la settimana. Ma non sapevo, Bruno, che anche al sabato ti dedico Certo. Qui alla radio. Certo, Bravo, ma complimenti, guarda, al sabato perché... Sono già 3 o 4 anni. Ti dirò che porto un maestro e lo porto in una trasmissione che è sostenuta da un altro grande imprenditore che è Alberto sì, di Alberto, Ca del Poggio. di Ca del Poggio. Ciao Alberto. Dove il prosecco incontra il mare, incontra il mare. fantastico. Bene, bene. È uno degli imprenditori che negli ultimi tempi ha saputo superare la crisi del Bravo. mercato, e poi parliamo Sì. proprio di questo, Armando. Ok. Ha saputo superare la crisi del mercato offrendo delle cose diverse, ma che poi sono sempre le stesse. Certo. La simpatia, la capacità di dialogare, il buon cibo, poi il posto Certo, fantastico. certo. E Alberto ha saputo fare questo. Sì. Grazie Alberto, grazie a lui noi Certo. facciamo questa trasmissione, e in questa trasmissione io porto delle eccellenze. Bene. Oggi ho voluto portare te. Gentilissimo. Non è la prima Grazie. volta che No, ci lo so. vediamo, che facciamo Sì. io e te assieme qualcosa. Però questi 30 minuti ci permettono di parlare, anche in base alla tua esperienza, di parlare del mercato negli ultimi 7-8 anni di crisi. Anche la ristorazione ha sentito questa grande crisi, questa grande problematica del mercato. Tu come la vedi? Guarda, come la vivi in questo momento? Ti dico che veramente tutta la ristorazione, parliamo di ristorazione, ma anche quant'altro, può essere anche le pizzerie, i bar. Sì. Possiamo fare una scaletta. Dividiamo. Sì. Ci sono i ristoranti, Certo. ci sono le trattorie, ci sono gli agriturismo, ci sono poi... Le scalette parliamo ogni settore, le pizzerie, le pizzerie, e poi c'è, e ci sono i bar, tosterie o cose del genere. robe del genere. Poi se andiamo a vedere ci sono quegli altri locali che a me stanno un po' sullo stomaco, che sono E quali sono? i kebab. Sì. Purtroppo, per carità, per la multiculturalità Kebab. del nostro territorio dobbiamo avere tutto quello che offre il mercato. Sushi ti piace, quei locali che fanno sushi? Poi c'è il sushi, come si scrive in giapponese, non so scrivere in giapponese, non so. sushi, e questo offre il modo di alimentarsi Certo. degli orientali, naturalmente. Sì. Però penso che tutte queste categorie, cioè la ristorazione nel suo insieme, ha subito un grande recesso. Sì. E il pericolo qual è? Il pericolo è che molti invogliati dal fare attività vogliano aprire perché pensano che avere un ristorante, avere un bar, avere una trattoria si facciano i soldi, Certo. e poi dopo 6-7 mesi si rendono conto che ma ci non sono era un bar o un grossi ristorante, guarda, non c'è più. Certo, Ecco, vedi? E questo c'è una motivazione, perché magari, innanzitutto, Bruno, io ci credo che c'è anche la professionalità che manca, no? Dico, come dicevi, è talmente facile aprire, apriamo, già tanto cosa perdiamo? Apriamo e dopo Dio fa quello che è. Quindi purtroppo stiamo soffrendo, perché il guadagno non è più come una volta, ovviamente siamo presi dal nostro
socio che è un socio meraviglioso, caro Bruno. Che è lo Stato. Lo amo. Momento. Dobbiamo chiarire, perché lo Stato siamo noi, siamo tutti noi. Ma che mette in moto quei meccanismi vessatori nei confronti di tutti noi che lavorano per tutti noi, sono dei funzionari che io strangolerei. Certo, ti pensi cosa che inventano tasse, tassine. Dopo qualche uno viene beccato così, noi che si contenta a guadagnare ancora di più, hai capito, entrano su questa fase di far soldi facili, che non è più facile. Allora dicevamo, la professionalità viene a mancare, perché quindi, io l'ho individuata così negli anni. Io sono commerciante da tanti anni e ho passato anch'io delle grosse difficoltà. Immagino. E dalla liberalizzazione, no, delle licenze, delle attività, tutti possono fare quello che vogliono. Non si tiene più conto della professionalità, non si tiene più conto della formazione che è importante. Io mi ricordo, ho aperto un ristorante a Torino, non è che l'ho aperto, sono entrato in società con un mio amico, ma io prima di poter gestire quell'attività dovevo lavorare 2 anni e fare e acquisire la conoscenza della gestione di quell'attività. A partire dalla gestione finanziaria, no? La contabilità, alla gestione vera e propria del locale con l'alimentazione dei clienti, la tipologia, perché anche lì bisogna stare attenti. Io adesso ti dico la mia, poi voglio che racconti la tua, che era una realtà completamente diversa. Noi avevamo per esempio una clientela particolare e divisa in 2 parti. Eravamo di fronte alla Fiat Mirafiori a Torino, no? E a mezzogiorno arrivavano i camionisti e lì dovevamo servire 100 persone circa, no? Che avevano fretta, mangiavano una certa tipologia di cibo. Naturalmente noi non facevamo differenze perché il cibo doveva essere buono per tutti, però quello che si fa in fretta, cioè lo spezzatino è una cosa, il camionista che si ferma e vuole lo spezzatino o la bistecca veloce è una cosa, il piatto elaborato è un'altra cosa. Poi finita la prima parte, cioè all'1 finiva il servizio al camionista o alla persona comune che veniva a mangiare, poi iniziava il servizio agli impiegati. Ecco che lì doveva essere differenziata la proposta per l'impiegato, non è che avesse la puzza sotto il naso, per carità, però aveva esigenze diverse per la tipologia di lavoro che faceva. Allora noi dovevamo essere attenti al servire il cliente in funzione di quelle che erano le necessità del cliente. Ti posso garantire che sono stati 2 anni belli. Io ho vissuto un'esperienza fantastica, ho finito lì perché purtroppo mia moglie non stava bene e ho dovuto concludere la mia esperienza dopo 2 anni. Grandi sacrifici. Ti alzavi al mattino presto, entravi in cucina, poi io ho iniziato la mia esperienza lavando i piatti, perché si comincia da lì. Oggi vogliono incominciare a fare i fichissimi. A lavare i piatti, poi si passa ai primi, le pulizie, è tutto quello che serve per il ristorante. La sera non è finito, ti metti lì, ti metti a pulire, vai a casa che hai le dita che non le senti più, sei stanco, morto, no? Però hai la soddisfazione di aver finito una giornata e aver servito bene le persone, i tuoi clienti, che dopodomani tornano. Tu raccontami la tua esperienza adesso, che è completamente diversa, io ho vissuto, locale diverso. Io ho vissuto gli anni che poi tu sei un maestro, io ero appena neofita. Ma anch'io ho vissuto gli anni che hai vissuto tu, ho fatto la scuola alberghiera, non quanto quella, e poi ovviamente ho cominciato anch'io
tra i posti che andavo a lavorare dovevo pelare patate, fare le verdure, lavare i piatti, hai capito? Anch'io, anche alla scuola alberghiera ti insegnavano queste cose. Che adesso spero continuino a insegnarle. No, lavare i piatti, tu vai alla scuola alberghiera, adesso basta, non si lava più i piatti, le pentole, niente. Adesso entrano in cucina e lì al limite sbucci le patate, le verdure, cominci da quello, fai la scuola e quant'altro. Quindi hai un modo di apprendere diverso. Sono stati anni difficili anche per noi perché abbiamo passato dei momenti che erano difficili, poi ci abbiamo cimentato su della clientela, ovviamente io ho avuto la fortuna di cimentarne sulla clientela medio-alta e lì ho fatto cucina negli anni buoni che la ristorazione tirava e quindi dava soddisfazione. Ovviamente te lavoravi un bel po' perché non è che non lavoravi. Armando, fermo. Sempre grandi sacrifici, sempre poche ore di sonno e sempre quei dolori alle dita. Mamma mia, e i piedi te andavi su a sera che e la schiena, te eri con le gambe sgonfie che non te dico. Certo. Però venivi appagato dalla soddisfazione del cliente, dalla professionalità che tu trasmettevi al cliente. Il cliente era come veniva a trovarti, era un amico, diventava un amico, certo. Che adesso nei locali così è difficile custodire queste cose qua con amicizia e quindi ti trovi in casa di amici e è quello che fa valore aggiunto oggi a tutti i locali, quindi non da dentro mangiare una pizza e te va fuori veloce perché te liberi, dico a pizza, dico altre cose. Ti racconto una piccola esperienza che io ho fatto ancora a Milano. Io ho lavorato per un certo periodo a Milano in una grossa azienda di orologeria e la cosa della quale non ero abituato e che veramente mi è rimasta sullo stomaco è quello che stavi raccontando, la velocità, no? Del cibo a mezzogiorno. E lì a Milano, nella zona Duomo, c'erano dei locali dove tu entravi, prendevi da mangiare un primo o quello che è, in piedi, mangiavi in piedi e poi via. Ma non è che spendevi poco, spendevi molto, però era quella forma di alimentazione veloce. Sì. E invece che il panino magari mangiavi il piatto di pasta, però era sempre... Noi eravamo abituati a sederci a tavola, a mangiare il pranzo, a mangiare la cena, quello era lo stress della quotidianità, ti portava anche a mangiare nello stress, ecco perché tante malattie, è vero. Ecco, invece adesso l'alimentazione come tu vedi adesso è cambiata, adesso nella ristorazione si fa questi piatti unici che tu hai mangiato un piatto così, va bene, passi al dessert e va bene. E dobbiamo accettare questi clienti così, i locali devono organizzarsi a fare questo sistema. L'evoluzione di questo. Ecco perché ti dico che quando tu passi, vedi un locale che lavora di più di un altro, c'è la motivazione, vuol dire che c'è professionalità vuol dire tutto, accoglienza, essere a casa di un amico. Ecco il cliente si trova, come ti dicevo prima, a suo agio. E poi questo modo nuovo, rispettando quello che è tradizioni, di dare al cliente un piatto unico ed seguirlo fino all'uscita del ristorante, all'uscita del bar. Questo si può avere solo con la professionalità, con la conoscenza, con la capacità, non con l'improvvisazione. No, improvvisazione non esiste. Vai dentro su certi locali, un sorriso non si esprimono a fare un sorriso. Accetta questa gente che entra in qualsiasi locale che essa entra pubblico, deve essere il sorriso, portare il sole dentro nel locale al cliente, no? Salutarlo, ringraziarlo. Certo. Di questi ce ne sono ben pochi. Allora diciamo che la grande crisi è dovuta alla crisi dei mercati comunque, al crollo del lavoro, per carità. Però è dovuta a chi è rimasto in piedi perché ha la professionalità. Esatto, dentro. quelli che lavorano e che vedi che se lavorano e domandi perché
Perché per fortuna c'è quello che ha questa professionalità, che la trasmette al cliente, c'è che dà quella cosa in più che fa la differenza, hai capito? E allora perché no andare in questi locali? Che ben... E poi Armando, secondo te parlavamo di la libertà di aprire, no? Per me non la condivido. No, perché No. sì, io posso essere più bravo di te, farti concorrenza, ma metto in ginocchio te. Se ti faccio concorrenza, certo. E poi magari ti faccio concorrenza perché faccio i prezzi bassi, certo, e fare certo. i prezzi bassi vuol dire pagare il personale meno, perché sennò non riesci a starci dentro, certo. perché lo Stato, meno soldi ti rimane prima, a te, perché ovviamente quello che sì. dicevamo prima, lo Stato vuole, certo. lui non ti dice no. Ti dice a fine mese sì. c'è l'IVA, c'è la tassa sull'IMU, su tutto sui tavoli, visto. c'è di tutto e di più. È inutile che stiamo lì certo. a rivangare quello che c'è. Certo, Ci sono un sacco di incombenze certo. da parte dell'imprenditore. E allora improvvisarsi imprenditori senza sapere a che cosa si va incontro, certo. perché prima... Io non mi stancherò mai di dirlo, l'ho sempre detto, non è che si comprenda molto bene. Quando tu apri un'attività, devi fare i conti, i famosi conti con l'oste, non i conti senza l'oste. I conti con l'oste prevedono anche quello che dovrai sborsare fra un anno, quando incominceranno ad arrivare le scadenze. Esatto. Purtroppo, per carità, l'entusiasmo dei giovani, ben venga l'entusiasmo dei giovani, ma l'entusiasmo dei giovani deve venire a rilevare la tua attività quando tu non hai più la possibilità di andare avanti perché sei stanco, a rilevare la tua attività, allora rileva una eccellenza, ha imparato, perché viene da te, impara, e non va a creare una concorrenza che non ha senso. Non ha senso la concorrenza. Vero. Purtroppo i ristoranti è così, la trattoria per i ristoranti è così, per i bar è così, per le pizzerie anche lì è così, perché poi emerge quello che alla fine dà un servizio migliore, ma se i prezzi sono tanto ristretti... come dici sempre tu, no? Anche le pizzerie che ancora tirano, perché dicono che ancora è il costo minore, che non è vero, delle volte anche la pizza, se mangi la pizza e la arricchisci con una bella birra e con un dolce e un caffè, vai fuori sulle 25 euro, 20-25 euro, quindi anche non lì. è più il piatto... No, esatto. E quindi anche in queste tutte pizzerie che sono sorte, tu vedi che durante la settimana non lavorano più come una volta, lavorano di buon auspicio bene al sabato e alla domenica. Perché? Perché massa locali, ma non è sufficiente. Massa locali aperti, troppe locali. Ecco perché queste licenze, quando erano un po' regolamentate, era 100 volte meglio. Anche gli orari. Adesso uno verse a un'ora, uno chiude al sabato, no, alla domenica se voglio, o il inverto. Anche lì c'è tutta una vastità di scelte così che insomma possono fare bene e anche male, mi capisci? E non c'è regola su questo. Allora, una dimostrazione di grande professionalità e di grande capacità imprenditoriale noi ce l'abbiamo dal nostro amico Alberto. Certo. Di Ca del Poggio. E Alberto di Ca del Poggio, dove il Prosecco incontra il mare, lui ha scelto una politica nel momento della crisi, una politica che fosse adattabile alle aziende che prima portavano a valanghe gli ospiti e non gli interessava cosa spendere. Allora è riuscito probabilmente a coniugare la qualità e il prezzo. E senza dimenticare che il cliente deve comunque uscire soddisfatto. Ma tu devi aggiungere ad Alberto altre due cose: qualità, prezzo, l'accoglienza che lui dà, che non in tutti, ricordatevi, non in tutti i locali trovate questa accoglienza, questo coccolamento di essere coccolato. Guardate che sentire parlare, ecco, questa è professionalità, perché sentir parlare così
un maestro della cucina con un locale che ha gestito per tanti anni, e sentirlo parlare così bene di un suo collega, perché non è più il concorrente ma il collega. È questo che ha il successo, è questo che la gente deve capire. Se quel locale lavora, c'è quello che ti dico sempre, la motivazione c'è, perché dà questa accoglienza accontornata dalla qualità, dal prezzo, da prescindere a queste emozioni visuali che trasmette, il panorama eccetera, però non quanto quello, ma le cose basi è quelle della cucina. Questa è dimostrazione di professionalità. E questo no. Ecco, gli agriturismo, tu cosa ne pensi? Ma che tasto, Bruno, che tasto che te... ma dobbiamo toccarlo, perché Tokyo. È uno degli elementi iniziati dopo lo finisco. È uno degli elementi che ha portato nella crisi a una maggiore crisi, perché l'agriturismo, che dovrebbe essere la casa di contadini che coltiva la carota, il pomodoro, alleva il coniglio e la gallina, e quando alla sera di che prodotto là, basta, deve chiudere. Deve chiudere. Purtroppo le è così. frasche di una volta era fatte un facsimile con questo. Perciò l'agriturismo, se non regolamentato, se non dentro alle regole, perché tutti possono fare imprenditoria, ma ci sono delle regole e le regole vanno rispettate. Ti faccio un esempio, esco dall'alimentazione. In centro Conegliano, per carità, a me fanno pena quelli che non arrivano a fine mese, ma che lavorano, che sudano, che trovano con difficoltà lavoro, che si adattano anche e non sono capaci mai di tirarsi fuori un stipendio. Ma quando vedo che durante il mercato c'è quello che vende ombrelli, c'è quello che vende e occupa dello spazio pubblico senza pagare, e di fronte c'è quello che ha la bancarella e paga lo spazio pubblico. Ma perché? Ma io non voglio male a quello che vende ombrelli, anzi, se possibile a mezzogiorno gli offro anche il pranzo, ma non deve fare la concorrenza sleale fuori dalle regole a quello che è in regola e ha la licenza e paga. Ecco, sembro cattivo certe volte, però è così. Sono uscito per fare un esempio, è come quello che si mettesse l'agriturismo, certe volte funziona così, è come quello che si mettesse in centro a Conegliano durante il mercato a vendere panini senza licenza e senza le caratteristiche. Ecco, perciò l'agriturismo ha anche lui ha le sue cose ovviamente non funzionano proprio alla regola. Siamo obiettivi. Io non voglio averne, non me ne avete a male quelli che conducono. No, ma io penso che quelli che sono in regola te ne vogliono bene, cioè noi stiamo parlando con grande serenità e con grande equilibrio del problema. Ma poi devono rispettare certe regole anche loro, quello che è di loro produzione. È inutile che a giovedì vanno a fare la spesa per il venerdì, sabato, domenica dal macellaio giù a basso, eccetera. Devono dare anche dei radici, chi è mari duri, ti sa che qua barbano a una volta. Purtroppo è questo che devono dare loro, non appoggiarsi a certe ditte che arriva lì le cose, e poi che ben venga anche lì delle volte, mamma mia, delle volte vai in certi agriturismo che c'è anche lì il dono della gentilezza, dell'interessamento, e delle volte ti lasci il agriturismo e ti butta ed è tutto del P, è fatto con poco amore. È vero, mamma mia, fai 3 piatti buoni fatti da agriturismo, una buona pasta fatta in casa con gli uovi dei gallini che ne già su, feo sto speo, stegha con amore, che vada piano, non si vede premura che vada piano, che se cucina, questa carne che è froia, le volte ti presenta un speo che sei duro, non dico immangiabile, ma duro, ma perché? Perché io brucia, io secca. Io secca, ma perché devono fare queste cose? No? E dopo, ci sono anche di quei furbi, chi fa le comunioni, le cresime, no? Ma a che prezzi? Bruno, a che prezzi?
Da agriturismo. Turismo li devi fare... Agri, Sì, agri, ecco. È quello, no? Voi dovete applicare quello che ora la gente... E purtroppo questi danneggiano i ristoranti, quelli che hanno professionalità. Non voglio dire che loro non inaghi, né qualcuno che ha professionalità, ma quanti, scusa. Quelli che sono dentro le regole, sì, Armando. esatto. Quelli che stanno alle regole, che Certo. sono veramente degli agriturismi. E allora noi ci dobbiamo mettere in bilancia. Sono pochi però, Pochi sai, in sono bilancia che vai a fare una comunione e che a Paolo come a venire da Alberto oppure su ai Trapanocci, scusami, non è questo io lo detesto. Certo, scusami. certo. Abbi pazienza. Allora, noi abbiamo parlato, abbiamo ancora 5 minuti, Armando. Ormai siamo arrivati così a fine. Purtroppo il tempo come che passa il veloce. tempo. E abbiamo parlato del ristorante, delle peculiarità del ristorante, della professionalità, delle trattorie, dell'agriturismo, della pizzeria, dei bar. Ma dei bar, una piccola osservazione. Una piccola osservazione sui bar. Sì, la voglio. Allora, la voglio. anche i bar, andiamo dentro in un bar, ok, fammi un aperitivo, un Aperol Spritz, non per fare pubblicità all'Aperol Spritz, così, un Spritz, no. Ma e ora te mi dici che non te lavora, te mi vieni a contare, sa tu che è dura. Intanto mi porta un aperitivo su un bicchiere che te lo tiraria a Drio. Sì, professionale, un bel bicchiere servito a calice, fatto bene, col soggias, con soffetta bea di naranza. Ma allora ti viene a lamentare che non ti lavora e non ti viene a prendere l'aperitivo da te. Te me lo porti, no? Niente, così, buttai, porti... Non tu farfadia, porti due patatine, porti due manduette, fa un crostin, fa da te, là da Drio, così, ti imbeve nate domonale porta, e questa è la professionalità che deve nascere. La passione. E La professionalità nasce dalla passione del fare le cose. E ti te vedrà, caro Bruno, che il bar là, il ciaparie pie subito. Ma vedi, allora, se noi una professione la facciamo per passione, la facciamo bene. Se una professione la facciamo per fare gli skate, non esiste. Non esiste più. Ecco, A parte che non esiste più, ma non ti farà mai gli skate. No. Ecco, deve essere fatto il lavoro è sacrificio, il lavoro è passione. Allora riesci magari a stare anche bene, certo. Ma devi prima fare i conti, come dicevamo prima, con l'oste. Poi conoscere, abbiamo Bruno, 3 minuti. Conoscere, abbi pazienza, conoscere il cliente quando che viene dentro. Ciao Bruno. Ciao, grazie Bruno, certo, Bruno, certo. se vediamo alla prossima. Capire le sue abitudini. Certo. E il caffè come che lo vuole. Certo. Ragazzi, e te mandi in brodo di giugio e non ti va tu noi, non ti va da altri. Bravo. E queste sono le cose che si differenziano nei ristoranti, nei bar, nelle pizzerie e quant'altro. E adesso lasciamo per ultimo, gli ultimi 2 minuti che ci restano, i 2 punti, il sushi e il kebab. Il kebab. Ecco, per fortuna che secondo me non ha preso molto piede dalle nostre parti e serve per dar da mangiare a coloro che sono abituati a questo tipo di cibo. Sì. Però sinceramente io ho avuto modo anche di fare un'esperienza, di conoscere un locale che vende kebab. Io prima di tutto sinceramente non so cosa c'è in quel tubo, in quel salamone, di carni, non c'è un'etichetta che ti dica cosa c'è, che carne c'è, certo. E poi quanto dura. Sì. Se un rotolo di kebab fa 10 kebab al giorno, primo quanto dura quel kebab, quella carne che viene cotta, ricotta, riscaldata. No? Ragazzi, ci rendiamo conto di che tipo di cibi. Certo. Un kebab dovrebbe funzionare dalla mattina alla sera, finito. Basta. Perché c'è un certo giro, carne buona, allora funziona. Ma come spero, le buon quando che le tira giù e mangià. Bravo. Riscaldare non ha più il valore buon, te mangia, ma non ha più il valore buono. Perciò questo e poi i costi. Sì. Se mi fai 10 kebab in un giorno, non paghi né l'affitto né le tasse, non paghi nessuno. Certo. Abbiamo un minuto per parlare di sushi. Anche lì, dipende dai gusti. Lì è un gusto molto giovanile che contagia anche a tutto il mondo giovanile perché è che fa tendenza, fa moda anche questo, perché questi giovani magari non hanno il coraggio di
avvicinarsi un po' a sentire quello che è tradizione, quello che sono quelle cose che vengono dimenticate dai giovani. E allora il pesce andiamo a mangiarlo da Alberto Bravo. H del Poggio, Bravo, che fa dillo un tu, pesce dillo tu. straordinario, fa un risotto che è la fine del mondo, Certo, con i certo, frutti di certo. mare, e sono roba che arriva ogni giorno quando lui vuole, Sì. ogni giorno arriva, è fresca, Certo, pulita, certo, pulita. certo. È fatta con grande professionalità. Ecco, Ragazzi, questo- abbiamo finito 30 minuti con Bruno Zanetti anche oggi, è stato molto Grazie. è stato piacevole, veloce, piacevole. Bene. con te, Armando. Spero che tu Vedi sia come mio passa il ospite tempo con ancora. noi, vedi come passa il tempo con te. Grazie Armando. Grazie a tutti voi. Arrivederci. Buona Arrivederci giornata. alle ricette, Armando. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Avete ascoltato 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento a sabato prossimo.